a queste persone. E l'unica cosa che dobbiamo stare attenti è che una di queste persone indirettamente non siamo noi, perché tante volte noi pensiamo essere nelle strade del Signore, ma invece siamo un po' lontani. Ma per questo il Signore ci dà l'opportunità di rientrare sempre. Quindi mettiamoci in piedi tutti e ognuno può pregare al Signore con la libertà e con i suoi bisogni, come sia possibile. Grazie Signore per questa riunione, grazie Signore per vedere tante persone che da un po' non vedevo, per darmi e darci l'opportunità, Signore, di essere nella tua casa, di poter essere qui, Signore, a sentire la tua parola. Che sia questa tua parola oggi un rinfresco spirituale, che sia la tua parola una base di più fede, di più intendimento di quello che te ci deve dire. Che questa sia una giornata gloriosa come sarà, che questa sia una giornata di partecipazione nella tua parola, che sia una giornata di benedizione, come tutti i giorni che te ci dai e ci dai l'opportunità di vivere in questo mondo, che sia per predicare al tuo nome e che ognuna delle persone che siano qua, Signore, sia ripiena dello Spirito Santo in questo pomeriggio, e nel nome poderoso di Cristo Gesù. Allora, come dicevo prima, bentornato e contentissimo di vedere persone che da un po' non vedevo. Anna Maria era un po' che non la vedevo, quindi sono contentissimo di vederla e tutti gli altri. Quindi per cominciare il nostro culto cominciamo a lodare il Signore per questo il Signore ci ha fatto, per questo il Signore ci ha lasciato qua, perché siamo per lodare il suo nome. Quindi vediamo se la sorella Priscilla ha preparato dei cantici e cominciamo a lodare tutti insieme. Saluto tutti con la pace del Signore. Lodiamo quel numero 582. Cinque, 8, 2. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui. Lodiamo ancora quel numero 550. Alleluia. Se siamo consapevoli che Dio è qui, tutto cambia. Abbiamo trovato in Gesù la verità che nessun uomo potrà mai calpestare. Abbiamo trovato vita, luce e libertà, la gloria
Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitor. Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuore ed avrà coraggio di seguir la verità. Chi proclamerà la salvezza del Signore, la vita eterna avrà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitor. Chiunque soffrirà con Cristo regnerà. È la sua promessa che mai meno verrà. Il suo messaggio di potenza e verità giammai cesserà. Gloria, gloria. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitor. Alleluia. Gloria a Gesù. Lodiamo quel numero 505. 505. Stabili sono le promesse, meno giammai verranno. Per noi Gesù l'ha acquistate, tutte s'avvereranno. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta si adempirà. Seguendo l'orme d'Abramo, per fe guardiamo al cielo. Ogni promessa è una stella che brilla nel Vangelo. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta si adempirà. Fida in Gesù nella notte, il sole sorgerà. Nello splendor del mattino l'ombra scomparirà. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta si adempirà. Fida in Gesù nella lotta, la fede non ha timore, e nel fornel della prova vicino avrai il suo amor. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta si adempirà. Fida in Gesù sei deluso, da tutti sei qua giù. Fedel Gesù sarà sempre, finché sarai lassù. La Chiesa, terra e ciel passeranno. Alleluia.
ma di Dio la parola tutta si adempirà. Amen. Amen, amen. Terra e cielo, però c'è questo che dice anche tutto si avvererà, quello che il Signore ci ha promesso. Quando terra e cielo passano, anche la nostra vita passa tutto in questo mondo. E ci pensavo stamattina, dicevo, ma per più cose che noi abbiamo in questo mondo, siamo sempre poveri perché non è nostro. Alla fine dobbiamo lasciare tutto. L'unica cosa che non lascerai qui è quello che te hai fatto per il Signore, perché questo andrà direttamente in cielo e questa è l'unica cosa che conta. Poi se hai fatto nella tua vita la fortuna di avere qualche cosa, soldi e questo, tutto resta qua, non è tuo. Il Signore te lo presta per fare una vita più comoda, diciamo, personalmente qua in questo mondo. Ma quando te hai operato per il Signore, quando te hai dato la tua vita per il Signore, quando te hai messo per il tuo tempo per il Signore, questa è l'unica cosa che viene con noi. Questa è l'unica cosa che si prende in conto. Quello che prende il Signore in conto in cielo è quello che la gente comune non prende in conto in questa terra. E per questo il Signore, capire il Signore senza avere lo Spirito Santo è impossibile. Perché quando te dice tutto quello che creo qua, spendendo il mio tempo, creando cose materiali, rimane qui. Invece, quando mi creo le cose spirituali, faccio come mi ha detto il Signore, è l'unica cosa che non ha peso, non pesa. E questo viene con noi. E questa è l'unica cosa che quando un uomo muore, uomo in senso uomo, donna, uomo che sia, muore, penso che per quello se il corpo, l'anima ha, dice, 40 grammi di peso. Perché ha contattato che un uomo quando muore subito ha 40 grammi in meno. Gli studiosi dicono che questa è l'anima che pesa 40 grammi. Quindi con 40 grammi si porta tutto questo in cielo. E tonnellate di cose rimangono qui. Il Signore, Lui ci ha creato e Lui sa che cosa ha creato. Contraddizione nella mente del che non capisce che il Signore è unico. E per chi non capisce che è l'unica via che c'è, è una cosa che non lo capiamo tutti. Però è un lavoro nostro, diciamo un lavoro nostro, farle capire alle persone queste cose, con i semplici gesti che noi facciamo. Chiamiamo la sorella Milvia, che ci farà la poesia. Per poi Josi, per favore, dopo lei possiamo pregare per le persone che non sono venute oggi, per le persone che sono malate, per tutte le altre persone che stanno cercando Dio e che non hanno ancora deciso di presentarsi davanti a Dio, perché Dio è qui. È solo le persone che ci dobbiamo presentare davanti a Lui per poter entrare nel regno di Dio. Prego, sorella, venga. Pace a tutti. Signore, quanto è dolce il nome Tuo. Signore, quanto è dolce il nome Tuo. Quale parola mai potrà ridire la pace che ci inonda nel profondo, la gioia che dall'animo trabocca, palpito di letizia dentro il petto, mentre lo spirito nostro canta a Te. Il Tuo abbraccio consola ogni dolore, nella certezza che ascolti il nostro pianto, che sei per noi in ogni turbamento, a gloria dell'amore Tuo sublime. Sopra il Tuo petto vogliamo riposare e sentire la voce Tua parlare, dicendo cose che l'uomo non sa dire e che dissetano l'assetato cuore. La Tua parola ci solleva in alto e l'esser nostro si riposa in Te, nella Tua luce che illumina di vita. Nutrici col Tuo cibo che ristora, che sazia ogni bisogno, ogni mancanza,
che porta a compimento e colma i vuoti. Con te, Signore, tutto è sufficiente e c'è abbondanza nella grazia tua. Tutto è compiuto in te, tutto è perfetto. Signore, com'è bello in te abitare, luogo di vita che va al di là del tempo. Infelice è l'uomo che non vede, che non conosce te, che in te non crede. Noi pure fummo ciechi, ma ci amasti, così possa l'amore tuo potente illuminare l'angolo più buio, che possa ogni creatura essere vinta, venendo a te contrita nel profondo, comprendendo la propria indegnità davanti a te, il nostro Creatore, poiché si piegherà ogni ginocchio e si aprirà ogni bocca a darti onore, a te dei re sovrano e redentore. Amen. Pace a tutti, preghiamo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma oportunidade de estar na tua casa. Viemos aqui, Senhor Jesus amado, para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer, meu Pai. Fale com cada um que aqui chegou, cada um que aqui chegou, meu Pai. Queremos te apresentar, Senhor, nesta hora, aqueles que não puderam aqui chegar. Meu Pai, como é o caso de Giuseppe, algumas das nossas amigas, dos nossos irmãos que estão trabalhando. Meu Pai amado, meu amigo fiel, seja com eles aonde quer que eles estejam, Senhor. Renove as suas forças, multiplique a sua fé, segure firme, Senhor Jesus amado, nos seus caminhos, nos seus propósitos. Ó Senhor Jesus amado, que tenhamos uma semana de bênção, de paz, de vitória, de prosperidade na tua presença, Pai. Precisamos de ti, somos totalmente, assim como Moisés, faça minhas as suas palavras. Não nos faça, Senhor, ir para lugar nenhum sem a tua presença. Aleluia. A tua presença é quem nos anima, a tua presença é quem nos fortalece, a tua presença é que nos dá forças para continuar. Meu Pai amado, meu amigo fiel, abençoa todos os nossos familiares, todos aqueles, Senhor Jesus amado, que estão, Senhor, onde quer que eles estejam. Guarda, proteja, livra de todo mal. Dá-nos uma semana de bênção, de paz, de prosperidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Allora, fratelli, come voi sapete, Gesù Cristo ha parlato tanto nel suo poco tempo, diciamo, che lui dal 33 anni non è che è cominciato lì, diciamo, non è stato tanto, però lui ha parlato tanto. E c'è scritto con tutte le parole che lui ha detto, non c'era carta né penna che poteva scrivere tutto quello che lui aveva detto, no? Però lui ha fatto più di quello che ha detto, perché quello che lui ha fatto è rimasto per sempre. E quello che lui ha scritto o che aveva detto ci ha lasciato solo una parte qua, una parte per farci a noi avere fede che quello che lui dice c'è scritto qua. Ma non è che tutto quello che lui ha detto è scritto qua. Qui c'è una parte, non tutto. E quindi, coi fatti che lui ha fatto, ha lasciato a noi come eredità, ha lasciato a noi come, diciamo, come esempio più di lettere infinite. Perché il fatto che lui è morto per noi e poi è risuscitato,
questa è una descrizione che non ha parole, cioè non si può scrivere. E quindi tante volte noi come cristiani succede questo, è che noi ci piace tanto parlare e poi di fatti pochi. Quindi stiamo facendo il contrario di quello che nostro Signore Gesù Cristo ha fatto. E quindi noi dobbiamo tenere presente che quando come cristiani noi entriamo nei propositi di Dio, diciamo negli incarichi che Dio ci ha lasciato in questo mondo per guidare altre persone che conoscano la sua parola, che conoscano la sua bontà, noi dobbiamo rinunciare a tante cose, perché mettiamo ad esempio il calciatore, perché ora siamo al mondiale e si parla di questo, no? Loro quando si vanno a allenare hanno una certa alimentazione, questo non lo posso mangiare perché questo c'ha troppa grassa, questo c'ha troppo questo. Quando noi stiamo per camminare, che ci mettiamo a dieta, ci fermiamo e dice questo non lo posso mangiare perché mi fa male e poi mi aumenta troppo zucchero, mi aumenta questo. E questo succede nella vita di noi cristiani. Quando il Signore ci ha scelto per rappresentare e per essere proprietari della benedizione che Lui ci ha lasciato, perché ognuno di noi ha una promessa di Dio, ma questa promessa bisogna che noi rinunciare a tante altre cose. Bisogna davanti alle persone non solo dire questo non lo posso fare, non solo dire con le parole. Noi dobbiamo essere come Gesù Cristo, che Lui con i fatti ci ha fatto vedere che si poteva fare le cose. Lui ha resistito al mondo e quindi ci ha detto che anche noi possiamo resistere al mondo. Lui ha detto che se noi eravamo in Lui, Satana scappava dalla nostra vita. Quindi tante volte noi diciamo io sono cristiano, cerco di Cristo e faccio questo, però io posso anche fare questo e questo. Se noi dobbiamo e vogliamo essere nella benedizione che il Signore ci ha lasciato, bisogna fare una dieta con delle cose che noi possiamo fare e quello che non possiamo fare. Non sono d'accordo con le persone che dicono si può fare tutto essendo cristiano. Ci sono cose che noi come cristiani non possiamo fare. E quindi questa è una cosa che io non dico a voi, come non dico a me stesso, questo non lo posso fare, questo lo posso fare. Se quello che stai facendo è una cosa che non glorifica il nome di Dio, non lo possiamo fare. Mettiamo in conto che tutto quello che facciamo è per glorificare il nome di Dio. Quindi tante persone, siamo in un gruppo e mi chiedono perché non bevi, io non bevo alcol perché il Signore mi ha tirato fuori da questa vita, già fatto il pastore, le ho detto un po' di questa cosa, l'Anna Maria lo sa un po' di questa mia cosa. E questo Satana, quando parlo con uno che mi conosceva prima, mi parla sempre, Satana mi parla sempre, mi dice no, ma questo non è solo Dio, sei stato anche te che hai messo dalla tua parte. E io dentro di me le dico non Satana, è stato Dio che mi ha tirato fuori di qua. Perché quello che Satana fa nella nostra vita è farci pensare che quello che noi facciamo non è una cosa che fa danni di Dio, è una cosa normale che possiamo fare e quindi questo è uno dei suoi trucchi che usa con noi. Quindi noi come cristiani dobbiamo fare il nostro esempio con quello che facciamo. Il Signore non ci ha mandato in questo mondo per essere pubblico ministero e dire questo è salvo, questo no. Il Signore ha già la sua parte e quindi noi dobbiamo solo fare la parte di quello che Lui ci ha lasciato qua per fare. Sentivo una predicazione l'altro giorno insieme a mia moglie che questo pastore diceva che
la vita di Dio è un po' così. Dio ti dà a te quello che te dai alle altre persone. E se questa cosa che so che è così è vera, noi che cosa stiamo dando alle altre persone che non conoscono a Dio? Se te fai tempo con un'altra persona a parlare di Dio, Dio ti troverà più tempo per te. Se te dai amore a una persona che deve conoscere da Dio, Dio darà più amore a te. E faceva questo esempio lui: se Dio mi manda al supermercato a fare le spese per una persona e io a questa persona le faccio una spesa con la migliore carne, la migliore bevande, questa spesa io la trovo in casa mia, perché questo che è l'amore che io mostro per le altre persone. Invece se io sono uno che tratto le altre persone male e non ho pazienza con le altre persone, così sarà Dio con noi. Tutto quello che noi diamo agli altri, questo il Signore dà per noi. E quindi noi facciamo conto che con tutto quello che facciamo dobbiamo allenarci spiritualmente. Dobbiamo fare pulire il nostro spirito che Dio ci ha lasciato pulito. Non possiamo contaminare la nostra esistenza, non possiamo contaminarci con purtroppo delle persone che non vanno d'accordo con quello che sono le regole che Dio ci ha lasciato, perché Dio ci ha lasciato delle regole precise. E quindi per tutto questo che io le ho detto ora, andiamo al versetto che ci spiega molto bene che cosa vuol dire quello che io le ho voluto comunicare. E siamo Prima Corinzi 9:25. Cominciamo. Dice: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, è quello che fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto durante il mio corpo e lo riduco in sclavitù, perché non avvenga quello che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Dobbiamo mettere il corpo in esercizio duri. Dobbiamo sottomettere il corpo all'esercizio quando qualcuno ti fa una proposta che non è di Dio, a mettere il corpo e dire questo io non lo posso fare. Dobbiamo prendere abitudine di quando le cose non sono per onorare Dio, la piccola parola questo io non lo posso fare. Perché noi, come dice qua, ci sono tanti che lottano per la corona corruttibile, però noi siamo diversi. Noi lottiamo per la corona incorruttibile, che è quella che il Signore ci ha promesso. Ok? E questo era il messaggio che potevo fare per oggi. Ora chiamiamo il fratello. No, c'è arrivato il pastore, quindi Ricky niente. Chiamiamo il pastore che pregherà per i bambini e poi continuerà con la parola che il Signore ci lascia oggi. Saluto a tutti nella pace del Signore. Mettiamoci in piedi, fratelli. Apriamo la Bibbia in Isaia 55.
Isaías 55. Dice la parola: O voi tutti che siate o che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite comprate senza denaro, senza pagare vino e latte, perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete, io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principi e governatori dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. Vorrei ringraziare Dio per questa opportunità. Preghiamo per i nostri fratelli stasera, per il fratello Giuseppe, per la sorella Ivanette. Vorrei dire ai fratelli che questo mese noi abbiamo iniziato un'agenda di culto domestico. Purtroppo il mio tempo non è tanto, ma o giovedì, che è questa sera che mi sono messo disponibile per fare questi culti domestici, che inizierà questa settimana. Questo mese ci sono 3 giovedì, questo giovedì 16 se non mi sbaglio, quell'altro 23 e quell'altro 30 o 31, non mi ricordo. Quindi sono 3 giovedì questo mese e purtroppo tutti e 3 sono già pieni. Quindi questo giovedì inizieremo a casa della sorella Anna Maria. Noi avremo un culto domestico là alle 18, ok? Non è divertimento, è un culto domestico dove lei inviterà le persone lì, i suoi vicini, i suoi amici, per venire a casa sua e faremo un culto a casa sua. Invece nell'altro giovedì sarà a casa della sorella Paola e quindi lei inviterà i suoi vicini. Chi desidera partecipare del culto deve prenotarsi, perché non è la chiesa che è piena di sedia e c'è tanto spazio, quindi dobbiamo limitare lo spazio, perché la preferenza è che i vicini che non conoscono la parola, le persone che non vengono in chiesa partecipino
tutti partecipano, ma quelli che non vengono in chiesa, che non hanno possibilità, lì abbiano questa possibilità di ascoltare la parola del Signore, ok? Nell'altro giovedì 30 o 31 è la casa della sorella Nemesis, e così questo mese è già compiuto. Se qualcuno vuole già prenotare, non sono 3, io ho detto 3. 16, 23 e 30. Ci sono tutti e 3 occupati già. A casa tua, a casa della sorella Paola e a casa della sorella Nemesis. Invece agosto potete già prenotare chi vuole fare questo culto domestico a casa sua. Ok? Io farò una squadra, un turno, così ci vado io con altri 2 per fare il culto là, insieme alla famiglia. E nell'altra settimana faccio un altro turno e così riusciremo a fare con tutti, ok? Ad agosto noi avremo uguale, non cambierà niente. Chi andrà in vacanza, gloria a Dio, Dio benedica, ma noi continueremo, ok? Perché chi ha sete non può aspettare, è vero o no? E quindi chi vuole prenotare già un giovedì di agosto ha questa disponibilità, d'accordo? Amen. Glória a Dio. Ok, ottimo, meglio ancora. Amen. Preghiamo perché la Gladys ha il desiderio di fare dove lei lavora, perché lei lavora e abita lì, e desidera fare questo culto là, e là nessuno conosce il Signore. Allora lei sta chiedendo preghiera che proporrà a loro di fare questo culto là e che loro possano dire di sì. Quindi pregate che stia bene anche questo Signore che lei cura, ok? E questo venerdì invece questo venerdì noi avremo una evangelizzazione che è una biciclettata. Ecco, perché sto coinvolgendo i giovani, ma non che le persone che hanno possibilità e che possano partecipare non devono partecipare perché è dei giovani, no, è per tutti. Quindi questo giovedì noi avremo una evangelizzazione, una biciclettata. La Josiana preparerà le bandiere che noi metteremo nelle bici, lei non sapeva, è sorpresa. Lei preparerà le bandiere, cucirà per mettere nelle bici, per quando noi pedaliamo, allora la bandiera ci sarà scritto Gesù è il Signore, Gesù è il Re. E noi faremo dalle Cascine fino a Santa Croce, tutto Lungarno, con le bici, e ci fermeremo in piazza di Santa Croce, davanti alla chiesa di Santa Croce, e faremo un culto all'aperto. Sì, senza impedimento. Porteremo la cassa, quando il carabiniere arriverà, scappiamo. Ok? No, scherzo, è possibile. C'è il permesso per fare così. Ma ci fermeremo davanti alla piazza di Santa Croce e noi faremo lì un culto all'aperto, con la predica della parola del Signore all'aperto, ok? Pregate che quelli che non potranno andare, pregate perché lì il Signore possa parlare a quelle persone, ok? Quindi invece dell'evangelizzazione che doveva essere sabato, noi faremo nel venerdì. Invece sabato, attenzione, questo sabato noi avremo una serata con le famiglie. Noi riempiremo la piscina, sistemeremo tutto qua. Mercoledì vorrei chiamare tutti a venire qua per sistemare la chiesa, pulire, organizzare la tenda,
pulire il terreno, organizzare tutto per questa serata. Noi faremo tutta una sistemazione qua e ci saranno i bambini qua con noi. E loro avranno la piscina per giocare, i giochi, ci sarà una lezione biblica che la Priscilla farà con loro, è già tutto pronto, perché doveva essere la lezione del centro estivo, ma come non abbiamo fatto, si farà una lezione con loro, dopo un cinema park con loro qua per vedere un disegno, un film cristiano con popcorn, e noi avremo la grigliata con tutte le famiglie. Però bisogna, fratelli, una cosa che vorrei dire, di prenotazione. Noi abbiamo bisogno di organizzazione. Io non ce la faccio più a fare le cose all'ultimo. È molto stressante per me e io non ho salute per fare più di questo modo. Quindi bisogna prenotarsi, bisogna dire che verremo, invitare le persone, coinvolgersi tutti, perché è un sabato evangelistico, perché possiamo invitare gli amici, possiamo invitare tutte le persone a partecipare. I giovani si raduneranno per cantare, facciamo un karaoke, un pomeriggio proprio della Chiesa, perché loro possono comprendere che anche la Chiesa è così, c'è questo momento di questo insieme, ok? Quindi questo sabato 18 sarà un sabato importante per la Chiesa e bisogna che tutti siano coinvolti, ok? Quindi noi avremo la grigliata e avremo tutto questo programma. Per la prenotazione vorrei chiedervi di prenotare con la Elisabeth, cercare lei, dare il nome. Il contributo potete fare o con contanti o con la carta. C'è un valore minimo per gli adulti e un valore minimo per i bambini, perché ci sarà tutta una spesa per fare questo pomeriggio, perché l'intuito è riunire il popolo di Dio e avere un pomeriggio benedetto. Avremo qua la bancarella missionaria, dove avremo l'Etalè che ha preparato Milvia e Anna Maria. Tu no, Anna Maria, ma Anna ha preparato. Ci sono alcune piantine che chi vuole acquistare una pianta lascia un'offerta. Ci sono altre cose che è preparato. Ci sono le uova delle galline felici, e quindi avremo quella bancarella missionaria che tutte le persone possono partecipare, le magliette, ok? Quindi sarà un pomeriggio molto importante di coinvolgimento delle famiglie. Io ho detto, per venerdì, per la biciclettata, ho detto, Signore, io vorrei minimo 10 biciclette, 10. E nel sabato io sto pregando che noi siamo più di 30 persone, perché bisogna che noi anche ci muoviamo, invitiamo un parente, un amico, una persona che non conosce la parola, e queste persone noi diamo già un invito per il culto domestico vicino a casa nostra. Guarda, mesi prossimi ci sarà. Io so che questi culti domestici si cresceranno, che noi tutti i giorni della settimana sarà occupato con i culti domestici, perché bisogna che ci muoviamo con questo. Amen? Perché l'opera del Signore è così. Quindi preghiamo per queste cose di questa settimana, che è molto impegnativa. Quindi mercoledì, chi ha la salute, che può venire, venga per aiutarci nella sistemazione di tutte le cose, pulire la griglia per la grigliata, il barbecue, organizzare tutte le cose, sistemare la tenda, i tavoli, le sedie, la piscina, l'erba che dobbiamo tagliare, pulire il terreno, organizzare le piante, i fiori, organizzare la bancaria per lasciare tutto pronto per sabato. Ok? Quindi conto su di voi, sarà veramente un incontro speciale, nel nome di Gesù. Amen? Quindi preghiamo per queste persone che ho detto, Esmeralda, sorella Esmeralda, Giuseppe, per la Nargi che non c'è. Preghiamo per la Mafalda, che doveva essere oggi ma non si è sentita bene.
ma non ha potuto venire stamattina a Firenze. Preghiamo per lei e continuiamo in preghiera uni per gli altri, ok? Padre Santo, nel nome di Gesù siamo qua e vogliamo ringraziarti di questa opportunità. Vogliamo chiederti, Signore, misericordia, pietà, compassione di ognuno di noi. Dacci la grazia, la saggezza, aiutaci in ogni cosa, Signore. Benedici il tuo popolo qui presenti, quelli che non ci sono, che tu possa, Signore, visitarli con la tua parola, con la tua grazia, con il tuo amore, con la tua misericordia e bontà, Signore. Tu sei il Signore vicino, che non ci lascia. Oh Signore, ti ringrazio di questa opportunità, ti ringrazio, Signore, per tutto quanto ci dai da fare, che tu possa darci la grazia, la forza, la saggezza per gestire tutte queste cose che dobbiamo fare questa settimana, ma ti prego, Signore, ti prego che tu possa esaudire la nostra preghiera, ma esaudire anche i nostri lavori, perché possiamo vedere i risultati nel tuo regno per la tua gloria. È questo che vogliamo vedere, Signore, anime salvate, persone che sono tornate alla tua presenza. Nostro proposito è vedere la tua gloria sparsa sulla terra e le anime, famiglie arrese ai tuoi piedi. Nel nome di Gesù, Signore, visita i malati, dagli salute per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Preghiamo, continuiamo in preghiera per il nostro presbitero Thales, che sta bene, lui. Continuiamo in preghiera per lui, per la Jessica, perché il Signore possa continuare con le sue mani stese sulla vita loro. Amen. E che, essendo la volontà del Signore, che possano tornare presto per essere qui con noi, ringraziando già la vita del nostro diacono Remo, della sua famiglia. Ha compiuto un anno in più il nostro Fioretto, è lì, guarda, oggi è più grande della settimana scorsa, più bella, più gentile, più intelligente e sta crescendo. Continuiamo in preghiera per la nostra Noa, che cresca nella presenza del Signore e che diventi una grande donna del Signore. Amen. Preghiamo anche stasera per le famiglie della nostra Chiesa, che noi, come sapete, noi siamo tutti lavoratori e questa Chiesa non è mantenuta dallo Stato né dal Comune, è mantenuta dal Signore tramite la fedeltà di ogni fratello, di ogni sorella, che di continuo mantiene, sostiene, prega per quest'opera. È molto importante capire la fedeltà, perché un giorno ho detto a un fratello, ho detto, come avere un figlio e non curare un figlio. È impossibile per uno che ama, no? E quando noi amiamo la Chiesa, noi abbiamo non solo gioia di fare, perché comprendiamo che il Signore ci chiede a fare, ma al di sopra la nostra volontarietà c'è l'amore, perché oltre di contribuire volontariamente, noi contribuiamo con amore, perché sappiamo che la nostra offerta, le nostre decime salvano anime, portano le anime alla salvezza, perché se questa porta è aperta, se siamo qui oggi, tante persone sono colpite dalla parola. La parola arriva a queste persone tramite le porte che il Signore ha aperto, ma il Signore apre e noi entriamo per le porte, perché sarebbe inutile se una porta si aprisse e nessuno la usasse, sarebbe inutile, ma quando noi contribuiamo, noi facciamo con che quella porta continui aperta, compiendo il suo obiettivo, che è proclamare il Vangelo del Signore. Quindi che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia,
che tu possa essere fedele a Dio, perché la ricompensa viene da Lui. È Lui che moltiplica nel poco. Amen? Gloria a Dio. Preghiamo per tutte le famiglie. Se tu hai difficoltà, si trovi in difficoltà oggi, se tu si trovi in una situazione difficile economica, se mi vedi tramite questa diretta, io vorrei dirvi che il Signore è fedele per toglierti da questa situazione, perché la Bibbia dice che nelle sue mani Lui ha la chiave che apre tutte le porte. Amen? Gloria a Dio. Vorrei invitare la sorella Gladys, lei che è come tutti una sorella fedele al Signore, con la sua decima, con la sua offerta, e è una che mantiene anche l'opera del Signore, nel poco e nel molto. Quando il Signore apre la porta, lei continua fedele. Nel poco lei è sempre fedele. Ha già vissuto momenti che non sapeva come fare, ma il Signore l'ha benedetta e lei può raccontare come Lui ha benedetto la sua vita. Amen? Vieni Gladys. Buonasera. Ah? Sì, sì, sì. Buonasera. Bueno, in questa sera voglio parlare di una testimonianza che Dio ha fatto nella mia vita. Io sono cristiana 40 anni fa, quando io avevo 28, más o menos 28 anni. Tampoco 48, 40 ancora no, o sea, 28 anni, tengo 62. Bueno, ha recibido a Jesús, pero una de las cosas que me han parlato en la chiesa, la persona que me ha condiviso de la parola del Signore me ha parlato del diezmo e l'offerta. Per me la decima, scusi. La decima è l'offerta. Per questo ha sido un modo di vita, ha sido como una premisa nella mia vita. Sempre. Quando io non c'è, non c'è, quando Dio me da, quando no ho nessuna possibilità. Lo che mi entra, 10 euro, io do 1 euro, sempre l'ho fatto così. Per me ha sido una premisa tutta la vita. Questo ha sido per me perché il Signore non dimentica, ¿verdad? Il Signore è buono, meraviglioso. Anche mi piace l'offerta, sempre lo faccio con gioia, non lo faccio con tristezza, no. Anche con gioia faccio l'offerta quando è possibile, no? Bueno, una testimonianza è che quando io era andata a Israele a vivere un anno, una delle cose che io le dicevo al Signore, lo prima che io ricevo, como era un sustento che mi davano a me per il cibo e per il cibo per andare in autobus. Non era tanto, però era la prima. Io le ho detto al Signore, la prima, il primo, come si dice, pastor? La primizia era tutta. Io dico, la voglio dare tutta. È andato alla chiesa, una chiesa che era canadiense, e io ho portato tutto lo che aveva, la prima, che aveva ricevuto in questi momenti. Bueno, è andato e ha dato tutto. E io dico, entonces dopo le queda, rimane uno un pochino così, perché uno dice, bueno, non so, Signore, però il Signore è fedele. Dopo questo io stava, perché la prima volta, le prime 6 mesi, 7 mesi, io stavo solamente con el dinero del autobús, pero cuando yo
ho arrivato a altra ONG, è arrivata a altre ONG e mi iban a dar como un piccolo, una mensilità, ¿no? Se dice. ¿Ah? ONG, sì. Mi iban a dare un stipendio. E di questo il Signore ha fatto un miracolo, perché io dovevo venire, aveva scaduto il mio permesso e mi hanno detto ti diamo un mese per ritornare al tuo paese. E il mio biglietto era scaduto, come me doveva venire? No era, ¿cómo debo andar? Sí, porque no aveva. Entonces yo dije, Señor, yo no sé cómo. Yo le diceva a la signora della ONG, non c'è come ritornare al mio paese. Il mio biglietto è scaduto. Come è possibile? È scaduto, non c'è come si fa. Un'amiga di Colombia ha parlato senza che io le diceva di niente. Loro sapeva la mia situazione. Ha parlato con un'altra persona. E in Israele era come una, come si dice? Yo abitaba en una, como en un kibbutz, no era kibbutz, se dice otro nombre que ahora mismo no me acuerdo. Y siempre hay como un grupo de personas que tiene un tesorero, una persona che questa amiga ha hablato con questa persona y le ha detto, mira, lei lavoró, ya no lavoraba en esa parte, lavoró 7 meses qua, pero no era laborar, era un volontariado, senza pagare niente, o sea, no era pagamento. Ella, o sea, lavoró, tra virgole, ¿no? Lavorò 7 meses qua y en questo momento, che ha detto il ragazzo, claro che sì, pagò tutto il mio biglietto di ritorno. Dopo quando? Dopo 2 mesi che aveva passato questa esperienza con il Signore, con l'offerta. Il Signore sempre è meraviglioso. Fa nos sorprende de una manera sobrenatural. Ese era mi testimonio, lo voleva dire perché, bueno, en mi italiano che sto imparando ancora. Bueno, Señor, gracias, Señor. Te ringraziamo in questa sera, Señor. Te benediamo perché sempre tu sei fedele, sei buono, sei meraviglioso, Señor. Te ringraziamo, Signore, di tutto il cuore che tutto lo che ha fatto nella nostra vita in questo tempo, Signore, tutti questi anni, Signore. Te ringraziamo perché abbiamo un tetto, Signore, abbiamo di cibo, abbiamo di una famiglia, Signore, una famiglia spirituale, Signore. Abbiamo anche famiglia della nostra carne, Signore. Grazie, Signore, te ringraziamo tanto perché tu sei un Dio che non dimentica niente. In questa sera, Signore, grazie per tutto lo che ha fatto in tutti questi anni, Signore. Ha sido fedele in grande maniera, Signore. Grazie per tutto, Signore. Te ringraziamo, te benediamo, Signore. E chiediamo che tu possa provvedere di una maniera soprannaturale nella tua casa, Signore. E nella vita del nostro pastore, Signore. Nella vita di ogni persona, ogni coppia, ogni figlio, ogni nipote, Signore. Poi tu puoi, Signore, fare qualche miracolo. Per te non è niente impossibile, Signore, di farlo. Signore, grazie. Hai visto tanto in questi quasi 30 e tanti anni di conoscerti, hai visto tanto la tua mano potente sopra la mia vita, Signore. Sendo fedele, Signore, alla tua parola, Signore. No alla tua parola, perché la tua parola è fedele e vera, Signore. Te ringrazio, te benedico, Signore, per tutto lo che ha fatto e lo che farà in ogni persona. In Cristo Gesù, amén.
Alleluia. Alleluia, grande tu sei, Signore. Santo tu sei, Signore, alleluia. Alleluia, Signore. Gloria a Dio. Insieme adoriamo il Signore. Approfitta questo momento per adorare il suo nome con la tua lode. Alleluia. Alleluia. Tutto alleluia. Lodiamo Gesù. Tutto è stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. I tuoi figli sono arrivati ormai e ora siamo molto più di 2 o 3. I cuori sono predisposti a bruciare per te. E tutti i versi e canzoni che io canterò tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tuo è il regno, la gloria per sempre, tuo è il dominio e il potere. Amen, amen. Tuo è il regno, la gloria per sempre. Tuo è il dominio e il potere. Amen, amen. Alleluia. Noi ti adoriamo, Signore. Alleluia, noi ti adoriamo, Signore. Alleluia, noi dichiariamo, Signore, noi riconosciamo. Alleluia, alleluia. Alleluia. Santo, tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Alleluia. Santo, puoi anche te dire alleluia. Sol tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Santo,
sol tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Alleluia. Alleluia. Noi ti adoriamo, Signore. Alleluia, noi siamo qui per te. Noi siamo qui per adorarti. Noi siamo qui riconoscendo, Signore, noi sappiamo chi sei. Alleluia, noi sappiamo chi sei. Alleluia, tu sei santo, tu sei potente, tu sei grande e non c'è Dio come te. Alleluia, alleluia. La tua Chiesa ti adora, Signore. La tua Chiesa ti adora, Signore. Alleluia. La tua Chiesa innalza il tuo santo nome. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Cantiamo ancora santo. Santo, alleluia. A colui che è veramente santo, a colui che è veramente degno. Alleluia, alleluia, alleluia. Tu hai libertà di innalzare il nome del Signore Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù. Le generazioni ti lodano, Signore, innalzano a te il canto dell'agnello. Chi ci ha preceduto e chiunque crederà, il canto dell'agnello innalzerà. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome sopra ogni altro sta. Sopra troni e domini, potenze e influenze, il tuo nome al di sopra tutto è. Canta gli angeli. Santo, canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo, santo per sempre. Se sei stato perdonato, redento dal Signore, innalza sempre il canto dell'agnello. Se sei liberato e porti il nome suo, innalza sempre il canto dell'agnello. Canteremo la canzone per sempre, amen. Canta gli angeli. Santo, canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo. Alleluia. Cantiamo al Re dei Re.
per sempre resterai santo, santo per sempre. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome sopra ogni altro sta. Alleluia. Sopra troni e domini, potenze e influenze, il tuo nome al di sopra tutto è. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, al di sopra, oh alleluia, tutti i troni e domini, potere e influenze, il tuo nome sopra tutti è. Canta gli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo per sempre. Insieme noi cantiamo, santo, cantiamo al Re dei Re, santo, per sempre resterai, santo, santo per sempre resterai, santo, santo per sempre. Alleluia, gloria al nome di Gesù. Lui è santo. Gloria a Dio. Fratelli, il testo in cui abbiamo i bambini per la classe felice, ecco. Continuiamo in preghiera per la Lupe quando non c'è perché non ha avuto libero. E lei è una sorella molto presente. Preghiamo per la Lupe, per suo figlio. Lei è qui, suo marito là, suo figlio là. Preghiamo per lei che il Signore possa aiutarla in ogni cosa. Lei qui lavora per fare suo figlio fare l'università là. Preghiamo perché il Signore possa operare nella vita di questo ragazzo, che lui possa comprendere che tutto che ha è un grande sacrificio, no? Fatto dalla sua mamma, ma soprattutto tramite il Signore, perché è il Signore che fa il bene per tutti. Dov'è Aaron, mio principino meraviglioso? Dov'è? Ci sono le mie principesse e il mio principe. Vieni a ricevere la preghiera, Aaron. Vieni, eccolo. Piano senza correre perché sei il diaconino. Ah, diaconino. Continuiamo in preghiera per questi bambini. Oggi la Letizia ha detto al papà e alla mamma: voglio andare a Scandici per essere con Aaron e Noah, perché senti nel cuore di venire per aiutare loro, per non lasciarli soli, vedi? È una missionaria questa ragazzina. Preghiamo per loro, preghiamo perché crescono e quando crescono noi invecchiamo, ma non importa, va bene che sia così, è vero o no? Perché loro devono occupare i nostri posti, ma noi dobbiamo dare tutto perché loro crescono e possano avere capacità per occupare questi posti. Amen? Preghiamo per loro
per i bambini della missione. Pregate per i bambini della missione, per i genitori. A volte questo mi disturba, mi agita, la mia incapacità o la mia insufficienza, ma il Signore è sufficiente e arriva dove io non posso arrivare e fa quello che io non posso fare. Ero a Pomaranci venerdì, ieri sono andato a Belluno e oggi sono qui. Ho partecipato del culto la mattina e la sera. È Dio che fa questo, no? Che mi dà salute per fare questo. Ma ogni realtà con le sue necessità. Preghiamo per i nostri fratelli là, per i bambini di Monticerboli. Io ho trovato Omar, è il suo nome, quel grande, e lui mi ha salutato, stava stendendo i pani, aiutando la mamma. E ho detto, non ti ho visto oggi. Lui ha detto, stavo lavorando. Lui ha quanti anni? 13 anni. Ha detto, stavo lavorando. Ho detto, lavorando? Come mai? Sì, stavo aiutando mio papà a pulire un terreno, perché così mi faccio dei soldini per la mia vacanza. E il suo sogno, il sogno di quel bambino è essere un cameriere. Perché da dove viene lui non ha nemmeno questa possibilità. Nel suo paese lui non ha nemmeno la possibilità di essere cameriere. Quindi qua essendo un cameriere è già tutto. E la mia preghiera per lui è che lui non sia solo un cameriere, che lui sia già che vuole servire, che lui sia un servitore di Dio, che serva la Chiesa, che serva le famiglie, che il Signore possa lavorare nella vita loro. Lui è di una famiglia musulmana, ma c'è una storia dietro. Qual è la storia? Da un'altra parte dove vivevano, lui frequentava una chiesa evangelica, è stato già con la sua famiglia evangelizzato, ma la sua mamma ha molta difficoltà di parlare l'italiano e quindi non riesce a capire. Preghiamo perché il Signore che si rivela a quella famiglia e quella famiglia sia convertita. Amen? Il diacono deve essere comportato, non diaconino. Questo è l'esempio nostro. È vero o no? Preghiamo per loro. Vieni, diaconino. La preghiera, vieni. Signore, in questo momento siamo qua nella tua presenza. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questi bambini, per la vita di Aaron, per la vita della Noah, per la vita della Letizia. Oh Signore, ti prego che tu possa farli crescere nella tua presenza, che diventino, Signore, adulti che temono a te, Signore, che ti servono e che ti amino. Signore, ti prego che i suoi genitori capiscono sempre che il posto migliore di farli crescere è nella tua casa e che loro possano assorbire tutte le parole, Signore, ministrate nella classe felice e che loro crescono con questi semi e che nel tuo tempo porti il suo frutto per la tua gloria. Ti prego, Signore, per la Noa che ha compiuto un anno in più, che tu gli dia salute, che tu, Signore, lavori nel suo cuore, nella sua vita, nella sua mente, che lei, Signore, sia una ragazza, Signore, piena di Spirito Santo, che lei possa essere, Signore, un progetto tuo sulla terra, che tu possa aiutarla nella scuola, che lei possa, Signore, essere ogni giorno ancora più intelligente e che tu possa, Signore, benedirla in tutto, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Allora, nel capitolo 55 del testo che noi abbiamo letto, la parola dice che la salvezza è per tutti. Il profeta Isaia paragona il Signore come la pioggia. Nel versetto 10 lui dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Nel versetto 11 il profeta continua dicendo: così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Interessante è che all'inizio del testo del profeta Isaia 55 lui comincia facendo una convocazione. Voi tutti che siete assetati. Noi siamo a due estremi. Da una parte gli assetati, da un'altra parte la pioggia, l'acqua. Da una parte gli affamati, da un'altra parte il pane della vita. Da una parte la carestia, la siccità, da un'altra parte l'abbondanza. Quindi questi estremi erano lontani uno dall'altro, finché il Signore ha voluto che tutti facessero parte del suo progetto salvifico. E quando il Signore manda la parola, che è Gesù, la parola rivelata, Isaia fa questa convocazione tramite lo Spirito di Dio. Voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite e comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Vedete qua che lui non limita l'azione potente del Signore solo con saziare la sete di acqua, ma promette anche vino e latte. Questo vuol dire gioia e anche sazietà, completezza, sostegno. Il latte è il sostegno. Il bambino che è allattato è sostenuto e lì non è che beve, mangia. Quando si allatta un bambino non è che fallo bere, ma noi sappiamo che lì il bambino mangia, il suo cibo è quello. Quindi quando la parola si riferisce a acqua, parla giustamente della sete dell'anima. Quando la parola parla di vino, parla della gioia che abbiamo persa, perché senza Gesù non c'è gioia. E il latte parla del sostegno, della provvidenza, della cura del Signore come nostro Padre, perché senza Gesù noi non abbiamo un Padre. In 1 Giovanni capitolo 3 la parola dice che Lui ci ha resi figli di Dio, ossia prima noi non avevamo, eravamo tutti creature di Dio, ma tramite Gesù siamo diventati figli di Dio. E quindi in questo versetto noi vediamo nel versetto 1 del testo di Isaia l'altra estremità che non aveva né paternità, che non aveva né gioia, perché in Gesù, fuori da Gesù non c'è gioia, e che non aveva neanche sazietà, l'anima secca, vuota. E qui nel testo il profeta convoca queste persone, non è una convocazione a chi se la sente, come noi sentiamo dire qua in Italia, non me la sento o me la sento. No, questa convocazione non è per chi la sente, è per tutti, chi sente e chi non sente, perché tutti hanno bisogno del Signore. Il bisogno del Signore non è solo per i poveri. È vero che in Isaia, nel capitolo 61, la parola dice che Lui viene e è unto per recare una buona notizia agli umili, affasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno della vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querci di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Ecco, qui noi pensiamo che Gesù è solo per quelli che hanno bisogno. Come noi vediamo, io non mi interesso o non mi interessa. Finché non arriva a
allo stremo di una infermità, finché non arriva allo stremo di una tristezza, finché non arriva allo stremo di una siccità spirituale. Molte persone guardano il Vangelo come una necessità per chi ha bisogno economico. Chi deve cercare Gesù? Deve cercare Gesù chi ha bisogno, chi è malato in ospedale, chi è in carcere o chi è in una situazione difficile economica, gli stranieri. Magari le persone che vivono in questo paese guardano la Chiesa proprio come un luogo di rifugio per queste persone. Come queste altre non si sentono rifugiati, non scappano da niente, non si sentono o non hanno voglia di andare dal Signore, di venire dal Signore. Non hanno voglia, perché dicono non ho bisogno. Quando la parola dice in Apocalisse che il Signore paragona queste persone come la chiesa di Smirna. La parola parla in Apocalisse che Gesù paragona loro alla chiesa di Smirna, che diceva così, di modo che... Vediamo il testo di Apocalisse. La chiesa di Smirne, all'angelo della chiesa, Apocalisse 2,8 dice, all'angelo della chiesa di Smirne scrive, queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e torna in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele sino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Allora, vedete come le persone ci vedono, poveri, ma come il Signore ci vede? Ricchi. Magari tu ti senti inferiore di essere qua. Sono qua perché ho un bisogno. Quante persone cercano il Signore solo nel bisogno? È vero o no? Perché è l'altra parte dello stremo. Cercano il Signore per il suo bisogno. Uno cerca il Signore. Quanti stranieri arrivano qua, vengono in chiesa subito? Ho sentito una volta uno che ha detto, io devo essere qua perché mi hanno detto di appena arrivare in Italia cercare una chiesa perché lì si conosce le persone, lì si fa amicizia e le persone aiutano a trovare casa, lavoro e tutto quanto. E interessante è che la chiesa è vista di questo modo come se fosse un'agenzia immobiliaria o un'agenzia di lavoro. E Gesù è molto più di questo. Non si comprende la grandezza, la completezza del Signore, che è venuto per salvare, per trasformare ognuno di noi. Le persone ci vedono così. Magari è in chiesa perché al solito le persone vanno in chiesa per i suoi bisogni. Uno sta alla porta della chiesa per l'elemosina, un altro è dentro perché prega, perché è malato, perché una persona soffre. E è biblico, si soffre, prega. È biblico, la parola dice, se tu soffri, prega al Signore. Ma non vuol dire che noi tutti siamo qua perché siamo sofferenti o siamo qua per risolvere. Noi siamo qua perché siamo consapevoli della salvezza, perché un giorno eravamo dall'altra parte dello stremo e non siamo andati, non abbiamo attraversato da una parte all'altra. Gesù sì ha attraversato da una parte all'altra, perché l'unico che ha lasciato la sua gloria per venire da noi è stato Lui. Noi non abbiamo lasciato niente per andare da Lui. L'uomo non è capace. Quando noi comprendiamo questo, noi vediamo quello che Isaia dice,
questa convocazione. Quindi dentro la Chiesa non ci sono solo i poverini, dentro la Chiesa ci sono le persone che dall'altra parte era assetato, affamato, tristi. Ma non perché le cose di questo mondo li faceva così soltanto, ma perché senza Gesù non c'è completezza. Una persona una volta mi ha detto: il mio problema è questi soldi. E ho detto alla persona: i soldi tu avrai, ma non avrai soddisfazione, perché non saranno la soluzione dei tuoi problemi. E come ho detto è stato. Ha pagato il debito, ma è rimasta triste, è rimasta incompleta, è rimasta depressa, è rimasta nel conflitto, perché non sono le cose che ci completano o che ci tolgono dalla tristezza. È Gesù, perché quando Gesù c'è, fratelli, nella nostra vita, come centro della nostra vita, allora né manca acqua che sazia, né manca vino che rallegra, né manca latte che sostiene. Interessante è che la proposta della convocazione, la prima è: assetati, venite alle acque. Versetto 1. Voi che non avete denaro, parla di una povertà, comprate e mangiate. Ma come posso? I nostri limiti, le cose che impediscono noi arrivare dal Signore, ma Lui può arrivare da noi. Noi non possiamo arrivare da Lui con i nostri peccati, ma Lui può arrivare da noi. Lui può venire da noi. Comprate senza denaro. Allora il Signore dice: venite e comprate senza denaro. Lui dice: allora io vi do una soluzione. La parola dice che Gesù è la via, la verità e la vita. Allora Dio dà una soluzione ai popoli del mondo. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Ossia, senza pagare. Perché senza pagare? Se tutto costa, se tutto c'è un prezzo. Perché il prezzo è stato già pagato. Quindi nel versetto 2 la parola continua: perché spendete denaro per ciò che non è pane il frutto? Il Signore comincia a dire le tribolazioni della vita, le persone che si spengono, che spendono la vita per avere gioia, che spendono la vita per avere qualcosa, per costruire qualcosa, per avere soddisfazione e non la trovano. Perché quanto di più uno ha, più vuole avere. È come un poço senza fine. E il Signore dice: perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche, per ciò che non sazia? Ossia, perché voi vi faticate per tutte queste cose, perdete tempo? Il mondo è così, nell'affanno, per riempirsi di ciò che non riempi, per ciò che è effemero, che c'è oggi, domani non c'è più. Ma Gesù è venuto per salvare. Ripetiamo: Gesù è venuto per... E qual è il desiderio del Signore? Porgete, versetto 3, porgete l'orecchio e venite a me. Porgete l'orecchio. La salvezza viene da ascoltare. Cosa? La parola di Dio. Se noi non diamo ascolto alla parola, non c'è salvezza. Il Signore ci chiama a fermarci per porgere l'orecchio, per venire da Lui, perché Lui ha parole vere che trasformano, che saziano, che riempiano. È la parola del Signore. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Non parla di cose effemere il Signore. Lui non fa un patto effemero, un patto momentaneo.
effimero, scusate, effimero. Lui non fa un patto momentaneo, effimero. Lui non fa un patto con una scadenza, lui fa un patto eterno, ma lui vuole da noi che poggiamo l'orecchio. Se uno vuole camminare con il Signore così, è possibile? Con le orecchie chiuse? In Apocalisse, per tutte le lettere, il Signore ha messo chi ha orecchio. Sempre finisce così, chi ha orecchio. Il segreto è qua. Ascoltare. Versetto 4, la parola dice: ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principi e governatori dei popoli. Allora viene la promessa del Messia. Dice un popolo qua, il testo? No. Il testo parla che, ecco, io l'ho dato chi? La stirpe di Davide. La discendenza di Davide. Chi è? Gesù non è discendente di Davide? Allora il profeta si riferiva a chi qua? A Gesù. Quindi ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principi e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono, accorreranno a te, a motivo del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Qui non parla di una persona, qui parla del proprio Cristo, il Messia, incarnato. È interessante che Gesù inizia il suo ministero di salvezza, di proclamazione della parola. Gesù non ha portato con sé bolsa, Gesù non ha portato con sé pesce, Gesù non ha fatto un'azione volontaria di distribuzione alimentare, Gesù non ha fatto una distribuzione di pane, Gesù non ha fatto un banco alimentare per recare le persone a lui, Gesù dava a loro parola. Gesù non faceva un bazar, non portava vestiti, diceva venite voi che non avete vestito, io sono qui con questi vestiti nuovi, vorrei darvi, e lì prendeva come una scusa per sedere le persone e per parlare. Era così? No. La Bibbia dice che lui passava, gli infermi erano guariti, i zoppi camminavano, i ciechi vedevano, quelli indemoniati erano liberati. Eppure di sabato lui guariva. Gesù non ha fatto il suo ministero basato alle cose di questo mondo, al bisogno delle persone, perché i bisogni non verranno mai completati. Quanto di più noi diamo, più bisogno le persone hanno. Perché è come alimentare il bisogno. Io non sono qui a fare un'apologia a non servire le persone, non sto facendo apologia a questo, ma sto dicendo che questo non è sufficiente. Perché se fosse sufficiente, Gesù aveva riunito i suoi discepoli e aveva dato a ognuno, dicendo: tu aprirai un banco alimentare, tu aprirai un bazar, tu aprirai un laboratorio di pittura, tu aprirai una scuola di italiano. Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate cosa? Il Vangelo a ogni creatura. Fratelli, se tutto non parte dalla parola e dal Vangelo, tutto che noi facciamo come opere non diventa nulla, è come paglia bruciata al fuoco. Se non c'è il Vangelo, se non c'è il proposito del Vangelo e se non viviamo il Vangelo. Quando il Signore dice: ecco, l'ho dato come testimonio al popolo, Gesù non sta parlando agli italiani, Gesù non sta parlando ai brasiliani, Gesù non sta parlando ai colombiani, Gesù sta parlando Dio sta parlando ai popoli, tutti i popoli. E Gesù è per
tutti. Gesù non è solo per Israele. Stamattina dicevo, Israele è stata la nazione che il Signore ha scelto, eletto, perché fosse di riferimento, di riflesso alle nazioni. Gesù ha detto: io vi prendo come popolo mio per darvi una identità, per dire qual è la mia volontà, perché tutte le famiglie della terra possano da voi vedere con gli occhi come voglio che siano, che vivano, che si comportino. Voi sarete l'esempio, testimonio. Dopo viene Gesù come un giudeo, passa in Samaria e lì lui butta per terra la barriera di divisione e dice: la salvezza è per tutti. E quindi quando lui va lì dai Samaritani, che era ancora popolo di Israele, perché i Samaritani erano e sono israeliti, e quando Gesù passa là in Samaria, Gesù annuncia a quel popolo la salvezza e rompe quel problema che aveva di divisione. E quando i discepoli tornano di fare la spesa, trovano un campo biondo per la mietitura. È stato così o no? Maestro, bisogna mangiare, è già l'ora sesta. E Gesù ha detto: no, il mio cibo è fare la volontà del mio Padre. Alzate gli occhi, vedete il campo che è biondo per la mietitura. Quindi, dopo l'incontro con la Samaritana, Gesù ha fatto vedere ai suoi discepoli il campo pronto, perché chi salva è Lui. Noi come suoi collaboratori, operai, servitori, noi dobbiamo avere tutti i cesti, come dice Salmo 126. Andando e piangendo, ma tornando, portando con noi i nostri covoni, la nostra parte, la raccolta. Gesù inizia questo progetto missionario di evangelizzazione basato sul Vangelo, non sulle cose. Il suo ministero inizia in Nazareth, a casa sua. Da Nazareth la Bibbia dice che lui parte. Lui parte, espande il suo ministero fino alla Galilea dei Gentili. La Galilea dei Gentili era già un posto dove le persone non erano tanti affezionati, diciamo, la zona di confine, Bronzino, come si chiama? Quella zona qua di Firenze che... Brozzi, che non è molto apprezzata. Galilea era come Brozzi, perché lì c'erano i giudei, ma c'erano anche i mestici. Quindi, essendo un confine, c'era una mescolanza. Ma interessante è che Gesù non si limita e non si ferma solo. Gesù non si limita e non si ferma solo ai confini. No, perché la convocazione era a tutti, a voi tutti che siete assetati. Quindi anche loro avevano sete, anche loro erano tristi, anche loro avevano fame. Ma è interessante che nel testo Gesù non si ferma solo alla Galilea e solo a quella parte di qua del Tiberiade. Gesù invita i discepoli a salire sulla barca e attraversare dove? Oltre i confini, alla Decapoli dei pagani, che non era mescolata, era completamente pagana. Qui da questa parte Gesù poteva giustificare e dire: non, ci sono giudei, ci sono non giudei, ma c'è una mescolanza, c'è qualche casa di giudeo e per questo sono lì. Ma Gesù dice: non mi fermo a ciò che pensano e che parlano, io sono venuto a tutti, per tutti. E sali su quella barca e attraversa da una parte all'altra, esci dal confine a oltre il confine, proprio la regione, la città che non faceva parte per i giudei.
che non era perimetro loro, che non era più terra sua. Ma, fratelli, la missione è quella di raggiungere chi è non solo ai margini, ai confini, ma oltre i confini. Perché nel testo la parola dice: i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri e i miei piani sono molto più alti dei vostri piani. E Gesù passa dall'altra parte, lontano. E nel capitolo 8 di Matteo la parola dice che Gesù arriva ai confini, oltre il confine, alla città di Gadara, che era una parte della Decapoli. Come stranieri abbiamo un tempo per essere all'estero, no? Non possiamo rimanere tanto tempo all'estero. Uno che esce dal suo paese e viene qua, se è brasiliano, ha solo 90 giorni. Gesù aveva un tempo, perché era straniero, umanamente parlando, e non poteva perdere tempo. Allora lui è andato precisamente, chirurgicamente a Gadara, perché sapeva che era lì in Gadara che si scatenerebbe tutta la salvezza per la Decapoli. Lui non poteva sbagliare nella scelta e non sbaglia mai. Quando Gesù attraversa com i discepoli, interessante è che Gesù non giustifica quel viaggio. Gesù non parla a loro: andiamo là perché mi hanno chiamato, andiamo là perché c'è un ragazzo indemoniato, andiamo là. No, Gesù non giustifica a nessuno. Gesù soltanto invita, perché il suo progetto di salvezza non è per essere domandato, è per essere accettato. Perché lui è per tutti. La parola dice che lui parte di Cafarnaum, va lì, attraversa da una margine all'altra e quando arriva, l'episodio preciso dice che immediatamente, quando lui calpesta, cammina su territorio straniero, pagano, il proprietario della terra si manifesta. Il proprietario della terra si rivela. Chi era il proprietario della terra? Erano i demoni. Quel ragazzo era solo un riflesso del dominio della terra, del dominio che Satana aveva su quel popolo. In breve quella visita è un segno che Dio non ha barriere, che la sua pioggia di misericordia è destinata ad arrivare su ogni terra, anche quella che sembra più arida o lontana. La Decapoli, che ai giudei era terra estranea, era terra pagana, la pioggia del Signore voleva scendere anche lì. Geograficamente il ministério pubblico di Gesù si svolge quasi interamente all'interno dei confini della Palestina oggi. Ma quando noi vediamo questa parte, noi vediamo Gesù salendo lì sulla Giordania, attraversando quei confini dove le persone non lo conoscevano, e Gesù è venuto proprio per chi non lo conosce. E lui vuole rivelarsi a chi non lo conosce. La Decapoli, la regione a est del Giordano, dove si trova Gadara, il luogo di cui parliamo stasera, era una città comandata.
dai demoni. E molte volte noi vediamo le persone sulla strada, vediamo le persone in una condizione che umanamente noi non vogliamo nemmeno avvicinarci. È vero o no? Perché puzza, è pericoloso, ci può trasmettere una malattia, ma è interessante che Gesù non si è importato con la condizione di quei ragazzi, perché certamente puzzava, sì o no? Era pericoloso perché doveva essere incatenato, e nonostante incatenato rompeva tutte le... Era pericoloso. Era nudo, ossia era simbolo di vergogna, non si vestiva. Immaginate uno che passa davanti nudo, cosa si fa con quest'uomo? Si chiama i carabinieri, no? Gesù poteva chiamare le autorità di quella città, poteva chiamare le forze di ordine di quella città, ma non sarebbe sufficiente, perché certamente tutti avevano già chiamati e loro non hanno potuto fare niente perché era una situazione irrisolvibile. Era una questione di non poter risolvere. Ma Gesù, nonostante con tutte quelle cose, lui si avvicinò. Leggiamo il testo. Marco capitolo 5. Versetto 2 dice: appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percottendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? È come se la città ci fosse già strutturata e infrastrutturata per quel problema. Sapete una cosa? Quando c'è una problematica in una città, un esempio, parliamo di un'altra cosa. C'è una città da me che spesso quando piove inonda. Come la tua città c'è il Po, e loro hanno costruito argini perché non possono contenere o trattenere l'acqua del Po. Da noi loro hanno hanno allargato un canale, hanno fatto molto più profondo, hanno fatto di profondità il canale, perché quando la pioggia venisse, allora ci fosse un livello di canale sotto e un livello sopra. Quando quel livello di sotto è piano, allora loro chiudono e quello di sopra viene riempito. E quello di sotto non viene influenzato da quello di sopra, quell'acqua di sotto va da un altro riservatorio. Hanno fatto tutta una infrastruttura per il problema, perché non possono cambiare la realtà. Quindi in Gadara c'era una realtà che non si poteva cambiare. Ormai era così, loro dovevano adeguarsi e hanno fatto tutta una struttura e una infrastruttura per convivere con quello uomo, con quella realtà. Ma quando Gesù arriva, Gesù fallisce, perché nella struttura e nella infrastruttura qualcuno guadagna.
c'è guadagno da qualcuno. E le persone piacciono guadagnare sulle problematiche. Covid, mascherina, e uno fa la mascherina rosa, bianca, rossa, e guadagna vendendo mascherine colorate, con fiori, senza fiori, con profumo, senza profumo. Inventa, crea. Ma quando si crea una soluzione, chi vendeva mascherina non ha più guadagno. È quello che Gesù ha fatto. Perché quando lui arriva, come la promessa di Isaia dice, lui sazia, completa, riempie, fa gioire, trasforma. Ma qualcuno dall'altra parte non vuole, perché chi è dall'altra parte vuole mantenere il suo territorio. Ma Gesù ha oltrepassato l'abisso di divisione fra il peccatore e il Salvatore, il Signore, il Dio Santo. Per riscattare i perduti. Questo mare di Tiberiadi, questo lago, rappresenta l'abisso fra una parte e l'altra. Una riva e l'altra. Noi siamo così, noi eravamo così con il Signore, le persone nel mondo sono così con il Signore, da un'altra parte non conoscono, vivono nella sua struttura e con la loro infrastruttura, ma Gesù viene per fallire le strutture fatte per comando di Satana, per guadagno di Satana. Gesù quando arriva toglie tutto il guadagno di Satana, determina fine nel progetto di Satana sulla vita delle persone. È più facile dire a qualcuno che prende una pasticcia, ma Gesù è venuto per guarire. È più facile dire a qualcuno di cercare, di procurarsi una terapia, ma Gesù non è terapeuta, Gesù è salvezza, liberazione, libertà. Lui è venuto portando la salvezza con sé, la libertà di prigione, non per fare terapia, perché tu stia lì a dire sentirsi meglio in quel momento che stai sfogando. No, lui è venuto per togliere il peso. Lanciate su di me il vostro peso, giogo. Prendete il mio che è leggero. Quando Gesù viene, come ha promesso Isaia, il profeta, lui viene come una pioggia che scende, che arriva sulla terra secca, arida, solo secco, infertile. Adesso abbiamo una guerra in corso, ma diverse, ma una in particolare in Iran. E qual è la minaccia? Qual è il problema? È che come loro non hanno acqua, loro portano tramite i tubi grossi acqua potabile nelle città. E il nemico loro sanno. E cosa vogliono fare? Distruggere i tubi. Perché una volta distruggendo i tubi, lasciano loro senza acqua. Fratelli, il nemico sa che senza acqua è la nostra fine. Il nemico sta lavorando perché noi rimaniamo senza acqua, ma lui può magari impedire, dare delle impossibilità, lui può creare delle cose, ma non può impedire che Gesù venga a noi. Loro non possono impedire che Gesù lavori nella nostra vita. Interessante è che la reazione degli abitanti, il testo del capitolo 5 di Marco, quando Gesù libera quell'uomo,
gli abitanti di quella città si rivelano dicendo: perché hai fatto questo con noi? Vattene via. La reazione loro di chiedere a Gesù di andarsene via dopo la perdita della mandria di porci è molto forte, perché loro mettono il proprio interesse economico al di sopra della salvezza di un essere umano e della presenza stessa di Dio in mezzo a loro, perché Gesù era Dio in mezzo a loro. Emanuele, Dio con noi. Ma uno può impedire la pioggia? No. Uno può comprarsi un ombrello, uno può entrare dentro casa, rinchiudersi, ma la pioggia scende uguale, è vero o no? Loro potevano lì, in quel momento, desiderare impedire, avere desiderio di mandare Gesù via, ma non potevano impedire la pioggia che Joele aveva promesso. No. Loro non potevano impedire la potenza che il Signore voleva versare su quel popolo. No, non potevano. Loro potevano sentirsi male, parlare male, mandare Gesù via, perché potevano mandare Gesù via. Gesù non era cittadino. È uno come me, non sono cittadino. Se uno vuole, mi può dire: tu vai via, non sei italiano. Cercherà il modo di mandarmi via. E loro hanno cercato un modo. E qual è stato il modo? Perché la mandria di porci si è precipitata e loro hanno avuto perdita. Quindi se questi andassero da un tribunale, da un giudice, potevano dire: questo è venuto e ci ha causato una perdita, un danno al nostro guadagno, alla nostra famiglia. Quello è la manutenzione della nostra famiglia. Avevano ragione, sì o no? Avrebbero ragione? A chi il giudice darebbe la ragione se non a loro? Quindi loro si sono attaccati a quell'argomento dicendo a Gesù di andare via per causa della perdita. Non sei benvenuto qui, ci hai causato danno. Ma non potevano fermare la pioggia di Dio. Non potevano fermare l'azione di Dio. Perché se, nonostante non volessero Gesù per loro, Gesù era lì per tutti. Chiunque crede in me non perisca, ma abbia la vita eterna. È così la parola del Signore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio unigenito per chiunque. E questi chiunque sono anche questi che erano nella Decapoli. E noi non possiamo limitare l'azione dello Spirito Santo per via di quelli allevatori di porci. No, una persona non definisce ciò che Dio desidera per una città. Perché la maggior parte non volevano Gesù, ma c'era una parte che ha voluto. E qual era? La parte minore, più piccola. Chi era? Quell'uomo che è stato libero. Lui lo desiderava, a punto di dire: lasciami che io vada con te, che io venga con te. La parola dice che capitolo 5, versetto 18, dice: come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. La parola non parla di una comitiva, di un corteo che è venuto pregando: stai con noi. La parola parla di uno. Perché se nonostante l'acqua della pioggia di Dio non è arrivata a tutta una città, ma è arrivata al cuore di uno.
e Dio è la maggioranza anche con uno. Dio è la maggioranza anche con uno. E io vorrei finire il testo, la predica di questa sera, dicendo che quando lui prega di poter stare con Gesù, Gesù glielo permise, ma gli disse: va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Gesù ha detto: neanche te puoi fermare la pioggia che voglio versare in questa città. Potenti, politici, grandi, ricchi, uomini, donne, famiglie, nessuno può fermare la pioggia di Dio. Nessuno può fermare quello che il Signore desidera. La promessa del Signore, nessuno può fermare. E noi, fratelli, che siamo stati liberati, è vero che desideriamo e diciamo: Maranata, ora viene Signore Gesù, ma Lui ci dice: io ti voglio, io ho preparato dimora per te, ma ancora non voglio che tu venga, io adesso voglio che tu vada. Alleluia! Se noi potessimo oggi invocare il nome del Signore chiedendo che Lui rapisse la sua Chiesa, sarebbe per noi la gioia, è vero o no? Chi non desidera essere con il Signore? Chi non desidera vivere il rapimento del Signore? Chi non desidera che Lui torni adesso e porti tutti con sé? Ma queste anime che non desiderano il Signore, cosa saranno di loro? Come udiranno se non há chi predichi? Come predicare se nessuno si disponibilizza a andare? Gesù ci spinge oggi dicendo: vi voglio, vi desidero, vi ho salvato, ho una dimora per te, è già tutto pronto, ma ancora non è tempo, perché non voglio che tu venga, ma voglio che tu vada. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà sarà salvato. Non possiamo limitare, trattenere, impedire la pioggia del Signore. Ma vogliamo oggi pregare come Elia? Fa piovere, Signore. Fa piovere, Signore, in questa terra arida, pagana, dimenticata da te, che si è dimenticata da te. Non che tu l'hai dimenticata, ma che si sono dimenticati, che hanno dimenticato te, che hanno abbandonato te, che hanno dato la spalla a te, che hanno pregato che tu andassene via. Che hanno detto: non rimani qua, preferiamo vivere in questa condizione, questa situazione, di che vivere la tua novità, vivere quello che tu hai portato di nuovo per noi. Non vogliamo, è meglio che stiamo così, ma non è così. Quel ragazzo è stato spinto dal Signore per dire: comincia dentro la tua casa. Comincia dentro la tua casa, fagli vedere la mia gloria dentro la tua casa, fagli vedere che io sono il Salvatore, il Liberatore, il Signore. Mettiamoci in piedi. Versetto 20, la parola dice del capitolo 5 di San Marco. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliavano. Non hanno voluto Gesù, ma non hanno potuto impedire Gesù.
Se noi paragoniamo le case, la città, gli abitanti di questa città e la quantità che siamo qua, è vero, siamo la minoranza, ma siamo quelli che siamo stati liberati, trasformati. Tu hai detto una testimonianza che Gesù ti ha liberato, io la mia, tu hai la tua. Ognuno abbiamo la nostra. Ognuno siamo stati trasformati. Ognuno di noi siamo stati toccati, sia tramite la guarigione, sia tramite la liberazione, sia tramite, non so cosa il Signore ha fatto nella tua vita, ma Lui ha fatto. Invece loro sono fuori e preferiscono la struttura e l'infrastruttura, ma noi siamo qua per dire a loro che c'è qualcosa molto più alta, molto più grande e molto più potente di ciò che conoscono. Amen? Signore, in questo momento di questa parola vorrei ringraziarti di questa opportunità. Tu sei la promessa detta dal profeta Isaia, rivelata fra noi, incarnata, e che è arrivata tramite il messaggio che abbiamo porgo l'orecchio. Abbiamo aperto l'orecchio per ascoltare e questo messaggio è sceso al nostro cuore. E tuo Spirito Santo ha cominciato a fare una opera in noi, come hai fatto nella vita di quell'uomo, perché noi non eravamo ai confini, noi eravamo oltre ai confini, lontani. Ma ti prego, Signore, stasera che non veniamo rimanere tristi per la perdita, per i danni, per il rifiuto, per quelli che non vogliono, per la minoranza. No, Signore, per la nostra piccolezza, perché quel ragazzo era uno, ma non era uno solo, era uno con te. Come tu sei uno col Padre, sia uno con noi, Signore. Sia in noi e che noi siamo in te. E che il tuo nome sia glorificato e che la tua opera sia compiuta e che una grande opera di salvezza sia fatta in questa città di Scandici, di Firenze. Signore, che questa provincia e che questa penisola senta la potenza, la pioggia di questa stagione, perché tu porterai una pioggia per fare la terra germogliare. Signore, prepara i nostri cesti, o meglio, preparaci per prendere i cesti per la mietitura, perché tu farai la terra produrre il suo frutto e noi raccoglieremo il frutto. Frutto che noi non abbiamo piantato e frutto che noi non abbiamo annaffiato, ma frutto che tu stesso, Signore, hai piantato e frutto che tu stesso hai annaffiato, perché le nostre parole non sono sufficienti per annaffiare, perché è la tua parola che raggiunge la medolla, la divisione dell'anima e dello spirito. Alleluia! Le nostre parole non consolano, le nostre parole non rinforzano, le nostre parole non vivificano, le nostre parole non possono fare oltre che parole, momento, impressioni. Ma la tua parola, Signore, produce vita e vita in abbondanza. Oh Signore, che tu, Signore stesso, tramite il tuo Spirito Santo, per la tua grazia ci usi
con le tue parole per arrivare alla medolla, alla divisione fra la medolla, Signore, e l'anima. Che queste persone siano toccate dal tuo Spirito Santo e che noi possiamo, come i tuoi servitori, come popolo liberato, trasformato, raccogliere questo frutto di questo campo, perché io so che come tu hai attraversato, Signore, da Giudea a Galilea, a Samaria, tu anche hai passato dalla Galilea alla Decapoli. Signore, io non so quale movimento tu stai operando stasera, ma io so che tuo Spirito si muove stasera e che questo movimento porterà frutto. Oh Signore, nel nome di Gesù ti prego che il tuo Spirito che è libero, che non è trattenuto da nessuna denominazione, da nessuna liturgia, tuo Spirito che è libero e che arriva al di sopra e al di sotto, lei mi chebi a te e a sé. Tuo Spirito che raggiungi oltre le mura, le porte, tuo Spirito che raggiungi, Signore, oltre le chiusure, tuo Spirito che arriva dove i piedi, le mani, la voce non arriva, tuo Spirito che va là adesso, che entra in quella casa senza permesso, che entra in quella casa senza suonare campanello, che va in una visita in ospedale senza prenotare, che entra nella UTI, nell'unità di terapia intensiva, tuo Spirito Santo che entra nelle sale dell'ospedale, anche se non è il giorno di visita. Louve chebi a te e a sebia fa. Tuo Spirito che entra dentro il carcere, dove ci sono gli ultimi, dove soltanto, Signore, il cappellano, il volontario o uno che ha un permesso può entrare, ma tuo Spirito entra. Prego per loro stasera. Entra Spirito Santo e soffia novità di vita in quelle persone là. Quelle persone che sono condannati, quelle persone che sono peccatori, quelle persone che non hanno nessuna possibilità oltre quella di rimanere lì e quando usciranno non sapranno cosa li aspettano, ma tu, Signore, hai una novità di vita. Oh Spirito Santo, ti prego stasera, entra dove gli anziani sono lì, dove sono abbandonati dalle famiglie, entra lì dove non possiamo entrare noi, entra Spirito Santo, perché questa Italia è tua. Derebiasia lamantio che pleminivia subria. Entra Spirito Santo, entra nella casa dove c'è una ideologia che loro non permettono che noi apriamo bocca e non parliamo niente della tua parola perché non accettano, ma tu puoi entrare lì, tu puoi sedere a tavola a quelle persone, tu, Signore, puoi entrare, entra in quelle case. Rabai Kobeteria Sauite. Non esiste frontiere per te, Signore. Non esiste barriera, non esiste confine, non esiste estero, la terra è tua. Ramantu Iteia. Spirito Santo, a noi che siamo qui ci consola. A noi che siamo qui ci riempi. A noi che siamo qui ci guarisce. A noi che siamo qui, Signore, ci trasforma, ci riempi, ci capacita, dacci parole nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, ungi il nostro capo con olio, fa traboccare il nostro calice. Prepara un tavolo in questo deserto. Andi che menessia lo vai che nurebi ande fa.
Prepara, Signore, per le tue pecore alimento oggi, pascolo verdeggianti, acque tranquille, perché noi possiamo oggi tornare a casa, Signore, diversamente, perché Tu sei il nostro pastore, Tu sei il nostro sostegno, Tu ci sazia di acqua, di vino e di latte. Ecco, Signore, versa Tuo olio di gioia sul nostro capo, versa, Signore, Tuo olio, Tuo balsamo di guarigione, il balsamo di Gileade, fa scendere oggi nelle ferite della nostra anima. E ne menassia l'obechedia tuia. Andi, parebe che osi ni fantri alovi. Spirito Santo, abbraccia l'anima turbata, manda via, soffia hoje vento, mandando via l'angoscia, inquietudine, tristeza, preoccupazione, paura. Spirito Santo, ti prego, provvedi ai nostri bisogni, Signore. Manda i pesci sulla rete, fa scendere la manna, riempi i nostri vasi di olio, perché abbiamo cose da fare, da risolvere, e noi abbiamo soltanto un poco di olio, e oggi ti preghiamo, versa olio sui vasi, perché abbiamo bisogno di questo olio per la nostra manutenzione e anche per provvedere altre cose. Signore, agisce oggi nelle nostre necessità e nei nostri bisogni. Ti ringraziamo, ti ringraziamo. Liberaci dal male, Signore. Fa tornare dietro Satana e che non abbia potenza né forza su di noi. Che tutta la legalità sia oggi distrutta, che non abbia nessun legame, nessuna fenda, nessuno spazio, nessuna porta che Lui possa entrare oggi. Chiudi tutte le porte, Signore, tutte le finestre, e che nella nostra casa Lui non sia benvenuto, e che nella nostra vita Lui non sia benvenuto, perché noi non abbiamo spazio per Lui, né per i Suoi demoni. Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo, alza mura di fuoco attorno a noi e ci circonda, Signore, con la Tua presenza, nel nome di Gesù. Parla, parla, Signore, in quest'ora, che col cuore ti voglio ascoltare. Il tuo dire trasforma, ristora, rende savio e fa prosperare. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuore, di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace e splendor. Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con noi oggi e per sempre. Diciamo amen. Prenotate per i culti domestici. Chi sarà dalla sorella Ana Maria questo giovedì, si prenoti. Amen.